Assessore Gibelli, lei ha appena benedetto la squadra campione d'Italia con un prosecco, una cosa tra virgolette inedita, e penso sia anche la prima volta per lei vedere una squadra che si allena. Assolutamente sì, no, io è la prima volta che vedo una competizione di tiro alla fune perché ci hanno regalato anche questa gara per farci capire meglio i meccanismi. Sapevo che il Tamai aveva una squadra fortissima di tiro alla fune perché me l'aveva detto il consigliere Moras, che nulla ignora di quello che accade nei confini di Brugnera, però è la prima volta che assisto di persona. E devo dire, sono molto contenta innanzitutto perché, per quanto possa sembrare bizzarro, invece è vero, è uno sport paritario. Ci sono anche le donne che tirano la fune e danno il loro apporto, il loro contributo e giocano insieme agli uomini. Nello perfetto spirito olimpico, dove gli sport che a torto vengono definiti minori, anche il tiro alla fune, che non sappiamo ancora se sia disciplina olimpica, ma non credo, rappresenta anche questo una peculiarità per il nostro territorio, perché tra l'altro non è l'unica squadra di tiro alla fune, una squadra tra l'altro campione d'Italia che adesso si appresta anche alla competizione internazionale. È una peculiarità del nostro territorio, sì, so anche che c'è un'altra squadra che casualmente è arrivata terza, che è quella di dove abito io, e andrò a salutare anche loro. Io non so perché non sia ancora disciplina olimpica, ci si chiede perché anche questi sport che magari sono più localizzabili geograficamente in paesi montani, e però ce ne sono tanti di paesi montani al mondo e quindi non... però per carità. Intanto io sono contenta che abbiano portato a casa una competizione nazionale.